Marcello Pitta, uno dei veterani di questa Nuorese, nonostante la giovane età, inizia una stagione importante per la società, per voi. L'obiettivo è quello di far bene nel massimo campionato regionale di calcio. Assolutamente, ci siamo espressi benissimo nel campionato di promozione dell'anno scorso, quindi pensiamo di poter fare altrettanto in un campionato difficile come quello dell'eccellenza regionale, appunto. State lavorando con intensità da una settimana agli ordini di mister Bernardo Mereu e del preparatore Marco Caligaris. Quali le impressioni? Gli allenamenti sono duri, ma è giusto che sia così, ci stiamo impegnando a fondo appunto per raggiungere il livello di preparazione ottimale per fare questo campionato al massimo. Abbiamo il primo impegno il 1° settembre, quindi dobbiamo essere preparati non solo fisicamente ma anche psicologicamente, il mister ci aiuta molto in questo. C'è un nucleo originario che l'anno scorso è stato determinante per la vittoria del campionato, ci sono aggiunti nuovi compagni. Beh, si sta creando un bel gruppo, ovviamente la maggior parte dei nuovi componenti è venuta da fuori, quindi siamo stati noi appunto di Nuoro che abbiamo dovuto inserirci più o meno dentro questa squadra, però siamo una bella forza, siamo compatti e possiamo arrivare in alto con questo gruppo appunto. Il campionato di eccellenza quest'anno è fondamentale, nel senso che la Serie D diventerà la quarta serie, quindi si saltano due categorie. Tanti gli avversari agguerriti, voi volete dire la vostra? Sì, certo, la Nuorese ovviamente non prende parte come spettatrice a questo campionato, quindi faremo il possibile per essere protagonisti in tutto il campionato, dall'inizio alla fine. Quindi anche se ci sono molte squadre come il San Teodoro che comunque si stanno organizzando contro di noi faremo di tutto per avere la meglio.